Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 16ª giornata della Serie B-Win. Allo stadio Franco Ossola si affrontano Varese e Cittadella. I padroni di casa si trovano al 7° posto in classifica con 22 punti a 3 lunghezze dalla zona playoffs e sono reduci dalla straripante vittoria di Grosseto, dove si sono imposti per 5-1 realizzando tutte le reti in appena 28 minuti. Gli ospiti hanno pareggiato in casa con il Livorno nell'ultimo turno e finora hanno collezionato 18 punti, frutto soprattutto del ruolino di marcia casalingo, dove hanno ottenuto 4 successi. In trasferta invece gli uomini di Foscari hanno incarnato una sola vittoria e 2 pareggi in 7 gare. Arbitra il signor Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano. Prima occasione del match dopo neanche un minuto, con Zecchin che pesca Carrozza in area, appoggia all'indietro, il tiro di Martinetti, respinge Cordaz, ancora Carrozza e la palla finisce sul palo, vicino al 4º gol stagionale in questa Serie B-Win il centrocampista del Varese. Parte forte la squadra di Maran, ma poco dopo dall'altra parte si fanno vedere gli ospiti su corner, il colpo di testa di Martinelli con la palla che finisce di un soffio sopra la traversa. Al quarto, azione personale di Di Roberto che parte dalla sua metà campo, giunge fino in area di rigore, rientra sul sinistro, poi una finta sul destro, ci prova il tiro con la palla che però termina sull'esterno della rete, si dispera Di Roberto. Al 19°, altro angolo per il Cittadella, questa volta ci prova Ma ed è bravo Bressana a deviare la palla in corner. Ottimo riflesso del portiere del Varese sul tiro dell'attaccante francese. Dopo un inizio scoppiettante il primo tempo non offre poi grandi emozioni, se non al 44° quando si infortuna il Capitan Gasparetto che deve lasciare il campo, al suo posto Oscar Branzani. La ripresa si apre con un nuovo infortunio, questa volta tocca alla Varese essere colpito dalla sfortuna con Grillo che deve lasciare il terreno di gioco, al suo posto Marani inserisce Fabrizio Calciatore. I padroni di casa si fanno vedere in avanti al 50° quando Martinelli conquista palla e prova questo tiro da fuori area, ma per Cordaz è una facile parata. 7 minuti più tardi il Cittadella si prova con questa punizione calciata da Vito Francesco con Bressan che fa sua la palla senza problemi. Ancora gli ospiti protagonisti in avanti poco dopo quando su angolo battuto da Vito Francesco Bressan in uscita anticipa di un soffio di Carmine. Dall'altra parte punizione di Zecchin, colpo di testa di Cacciatore e Cordaz salva la sua porta deviando la palla in corner. Al 69° si sblocca la gara quando su punizione calcia Schiavon di destro e sorprende Bressan. Terza rete in questa Serie B-Win per il centrocampista nativo di Piove di Sacco in provincia di Padova alla sua prima stagione con il Cittadella. Passano 10 minuti e gli ospiti ci provano ancora una volta Schiavon alla ricerca della doppietta, ma il suo tiro finisce a lato. I lombardi però si buttano in avanti nel finale. Dalla sinistra, cross di Nadarevic, colpo di testa di Pucino, ma salva Marchesan. Provvidenziale salvataggio di Marchesan con i padroni di casa che vanno vicini al gol del pareggio. Spinge ancora il Varese, ancora una volta dalla destra, Nadarevic in mezzo, la girata di Martinelli, ma è facile la parata di Cordaz che fa sua la sfera. L'ultima chance per i padroni di casa all'89°, la punizione di Nadarevic termina abbondantemente fuori dallo specchio. Finisce 1-0 per il Cittadella sul Varese grazie alla rete messa a segno da Eros Schiavon. I patavini ottengono la seconda vittoria in stagione fuori casa e salgono a quota 21 punti in classifica, dove ora incalzano il Varese rimasto fermo a quota 22.